E allora con un grande applauso accogliamo il nostro capitano Matteo. Segretario federale Lega Nord, ben arrivato Matteo Salvini. Matteo, tu stasera, l'avete visto, questa sera è in camicia e allora visto che lui è in camicia io mi metto in maglietta e quindi... Attenzione. Ci sorprende il nostro Andrea Stellari, segretario provinciale della Lega di Padova, ci sorprende. Facciamo anche con questa maglietta il mio Papa è benedetto e quindi non c'è nulla di male, no? Matteo, ti piace questa Gaetana? Ce l'avete a Milano la Gaetana? Non farmi dire cosa abbiamo a Milano il venerdì sera. Ne abbiamo... Oggi leggevo su qualche pagina Facebook degli sfigati dei centri sociali di sinistra che, ma come si permettono quelli della Lega di impossessarsi di un simbolo come la Gaetana che andava in giro in bicicletta trasandata, e c'era uno che scriveva oggi la Gaetana a Padova sarebbe una migrante. E non rompeteci le palle, lasciate almeno la Gaetana ai padovani, poi prendetevi i migranti, metteteli dove volete, però ormai ci sono migranti dappertutto, quindi... Sai cosa? Secondo me può essere un po' l'invidia? Comunque, grazie, un applauso ai militanti che hanno vinto una scommessa mica da poco, perché riempire un palazzetto come questo, fate arrivare a casa della gente l'applauso da Padova, visto che siamo in diretta. Si fanno sentire, dedicato a chi si segue anche dalla Svizzera, dal Canada, dagli Stati Uniti, a Donald Trump se ci guarda. È bello, c'è Padova che non è, che ha un sindaco. Non mollate il sindaco che avete, state vicini al sindaco che avete, perché lo vorrei io a Milano il sindaco di Padova, quindi tenetevelo ben stretto. Segretario, le faccio una provocazione che nasce un po' dal video che avevamo visto. Lei termina dicendo vinceremo. Adesso però la cosa si fa ancora più dura, perché Renzi non mette più la testa sul referendum, cioè non si gioca più la testa, è stato bene o male abbastanza esplicito in un modo o nell'altro. E quindi che prospettive ci sono adesso di andare ad elezioni? Comunque vada. Ma non voglio usare questi microfoni, questi minuti per dire cose scontate. Perché uno che gira per l'Italia a dire palle c'è già, si chiama Matteo, è stato in Veneto 2 giorni fa, è venuto davanti agli imprenditori veneti a Verona a dire io ho fatto partire l'Italia, adesso tocca a voi. Non so qua quanti imprenditori, artigiani, commercianti, partite IVA ci sono, non so se Renzi vi abbia fatto ripartire. Immagino che sareste voi a voler far ripartire qualcuno con il primo barcone direzione Libia, e quindi non voglio... Come siamo messi? Provo a rispondere velocemente. Innanzitutto, noi ci siamo, altri esistono solo su Facebook, su Twitter. Non è normale che in questo momento le prime notizie di ogni sito siano sulla sindaca di Roma che ha fatto una riunione sul tetto del comune, su come hanno scelto il nuovo assessore al bilancio. Non me ne può fregare di meno la notizia che purtroppo è arrivata poco fa, e anzi gli dedico il mio applauso, perché non solo è stato un grande imprenditore, ma è stato un grande imprenditore che ha avuto a cuore il lavoro degli italiani e il prodotto degli italiani. Io saluto e auguro buon viaggio ultraterreno a Bernardo Caprotti, patron di Esselunga, che ha creato e ha dato migliaia di posti di lavoro nonostante il no dei comuni rossi.
che scrisse un libro, Falce e Carrello, che spiegava come in alcune città, in alcune regioni italiane, o eri compagno o non lavoravi, e che soprattutto credeva nel lavoro degli italiani e nei prodotti degli italiani, perché io quando vado purtroppo in altri mercati o supermercati trovo schifezze che arrivano da ogni parte del mondo, mentre io penso che noi dobbiamo valorizzare la nostra agricoltura, la nostra pesca e i prodotti della nostra terra. Quindi buon viaggio a Bernardo Caprotti e la terra gli sia lieve, esempio di imprenditore con le palle, non servo di nessuno, non schiavo di nessuno. Perché di imprenditori o di pseudo imprenditori schiavi ne abbiamo, che ormai non rappresentano nessuno, perché quando il presidente di Confindustria, il signor Boccia, dice voteremo sì al referendum, rappresenta forse se stesso e la sua famiglia. Non rappresenta i milioni di imprenditori italiani che non vedono l'ora di tornare a lavorare, di mandare a casa questo governo. Quindi non preoccupiamoci se il presidente di Confindustria dice voterò sì. Quando il segretario generale della Coldiretti, faccio nomi e cognomi, qua siamo in terra di agricoltura, in terra di sacrificio, quando il signor Gesmundo, che rappresenta come direttore generale teoricamente 1 milione di agricoltori, che secondo un'indagine dell'Espresso ha guadagnato 10 milioni di euro in 12 anni per rappresentare quelli che si alzano alle 4 della mattina, dice io voterò sì al referendum, rappresenta lui e la sua vacca, non rappresenta neanche uno degli altri agricoltori che vorrebbero tornare a produrre. È questa la gentaglia di cui Renzi si circonda. Se votano sì i banchieri, i finanzieri, i Marchionne, solo questo ci fa capire che alle persone normali, alle persone per bene, conviene solo e soltanto votare no per licenziare un governo di incapaci, di servi e di bugiardi. Quindi su questo non ho dubbio alcuno e Renzi andrà a casa, può dire quello che vuole. E io ringrazio anche gli amici dell'Ente Nazionale Sordi che sono qua stasera, gli auguro in bocca al lupo, gli auguro buona fortuna, perché il fatto che mi stupisce il fatto che non sia ancora partita la rivoluzione in Italia, perché un invalido in Italia invalido al 100%, non i falsi invalidi, i falsi ciechi, i falsi disalidi, un invalido in Italia al 100% dallo Stato a 500 euro al mese, mentre chi sbarca domani mattina dallo Stato ha 1.000 euro al mese per essere mantenuto colazione, pranzo e cena. Uno Stato che tratta peggio i suoi invalidi rispetto agli clandestini che sbarcano domani mattina non è uno Stato normale. Quindi il no il 4 dicembre è l'unica per mandarli a casa. Detto questo, poi io ho un'idea di quello che dovrà fare la Lega, che a differenza del passato non dovrà più essere schiava di nessuno, a disposizione di nessuno, portatrice d'acqua di nessuno. Quindi patti chiari, amicizia lunga. Se qualcuno sostiene le nostre battaglie è il benvenuto, però sono battaglie chiare, ne ho sentito parlare prima, non ci sono i forse. L'euro, la moneta unica, una moneta unica per 18 paesi diversi, con 18 economie diverse, 18 sistemi previdenziali diversi, 18 sistemi bancari diversi, 18 sistemi agricoli diversi, è stato un esperimento criminale. Prima ci riprendiamo il controllo della nostra moneta, prima torniamo padroni del nostro futuro. Su questo io l'ho detto a Berlusconi, non c'è la via di mezzo. Non è che c'è il mezzo euro. E quando si parla di autonomia, di federalismo e di indipendenza, chiariamoci subito che non esiste autonomia possibile se non controlli la tua moneta, i tuoi confini e le tue banche. Che autonomia avremmo senza la moneta in tasca, dovendo chiedere a qualcuno mi fai aprire una banca, posso andare in pensione? Questa è la battaglia numero 1. Questa Unione Europea è la più grande associazione a delinquere
che la comunità democratica abbia visto negli ultimi decenni. Quindi onori agli inglesi che l'hanno salutata, e quindi chiunque si alleerà con la Lega su questo dovrà avere le idee chiare, o con la Merkel o col Veneto. Non puoi stare sia con la Merkel che col Veneto, o coi padroni delle banche e della finanza, coi massoni, con i 4 ladri di Bruxelles, o con i produttori del Veneto. Quindi chiunque si voglia alleare con la Lega deve scegliere questo, altrimenti facciamo da soli, meglio soli che male accompagnati da certi punti di vista. Non abbiamo bisogno di nessuno. Bene Matteo, allora proprio per questo guardiamo adesso, vieni qui con me, che cosa succede a un Veneto e come questo Stato e come questo governo tratta questo Veneto. Vai col servizio. Ho una famiglia, una moglie, 2 bambini, uno di 3 anni, l'altro di 4 anni e mezzo. Facevo l'autotrasportatore. Ho un problema agli occhi, un'uveit bilaterale. Ho dovuto chiudere l'attività, sono entrato in depressione, con conseguenza ricoveri in psichiatria. E qua è successo il guaio. Mi hanno tolto la terapia che seguivo per la mia uveite, dicendo che il cortisone, dopo svariati anni, mi ha devastato il sistema nervoso. E in pochi mesi la vista è andata a deteriorarsi sempre di più, fino che sono arrivato a vedere 0,3 decimi. Il lavoro non riesco a trovarlo con queste condizioni, andare avanti con la famiglia è un po' dura, perché sì, abbiamo 300 euro di sussidio del comune, però facendo 4 conti dobbiamo vivere con 2,50 euro a testa al giorno. Voglio uscire e ritrovare un po' la dignità che ho perso, perché sinceramente mi sento senza dignità ormai. Un applauso a Nicola Morosato, credo che sia qui con noi, ma facciamone veramente un caldissimo applauso. Nicola, vieni qui con noi. Eccolo qua. Allora Matteo, abbiamo sentito la storia di Nicola, la storia di uno di noi, la storia di un veneto, di un italiano che sta soffrendo. E quindi Matteo, dici qualcosa, che cosa possiamo fare, che cosa dobbiamo fare, che cosa dobbiamo sperare in questo futuro e cosa lui può ovviamente sperare. E soprattutto può essere in carico solo ai comuni in questa situazione di emergenza, che peraltro hanno già dei limiti ben precisi col patto di stabilità. Può essere che ci siano persone di serie A che magari non sono cittadini, persone di serie B. Cosa si può fare cosa dovrebbe fare il governo per aiutare chi ha queste situazioni di difficoltà? Cosa vuoi dire? Io poi quando vedo che ci sono di mezzo dei bimbi mi incazzo come un bufalo, perché ci sono 2 bimbi di 3 o di 4 anni un paese normale dovrebbe limitare, non dico azzerare, annullare, non vengo a fare il fenomeno,
ci penso io, tutto a posto. Un paese normale però limita questi episodi. Quando parlo di comunità, di solidarietà, a questo penso. Il prossimo, ogni tanto c'è anche qualche uomo di chiesa che non lo capisce, il prossimo è il mio vicino di casa. Per qualcuno fa più figo, fa più chic aiutare quello che arriva da 5.000 chilometri di distanza. Voi dove abitate? Bassa Veronese. Adesso proviamo a ragionare, perché sicuramente il comune, immagino, non mi interessano i colori politici, però fa quello che riesce. Io prima parlavo con un sindaco della Padovana che mi dice: quando viene un italiano, quando viene un padovano nel mio ufficio, io sono quasi in imbarazzo perché vorrei dargli tutto ma non posso dargli niente. Mentre poi il prefetto mi chiama ogni quarto d'ora perché devo trovare alloggio per 20 immigrati che sono appena arrivati nel mio paese. E io, sindaco della Lega, gli dico: tieniteli a casa tua, perché io prima ho i miei 20 cittadini padovani da aiutare, da sistemare coi soldi che ho. Detto questo, proviamo a ragionare anche poi a microfoni spenti, a telecamere spente, su come provare. Non mi sembra che tu chieda elemosina, tu chieda lavoro per te e per la signora nelle migliori condizioni possibili per quello che la salute permette. Quindi ti ringrazio, perché tu hai avuto, non so come siate riusciti, la forza di dirlo, perché quello che mi fa imbestialire è che io lo vedo nella mia Milano, è pieno di italiani in queste condizioni che per dignità non lo dicono e mangiano una volta al giorno, una volta ogni 2 giorni, e magari si mettono la giacca per andare in coda alla Caritas a prendere il pacco viveri con la pasta, col riso, col sugo, perché loro hanno una dignità. E quindi io mi imbestialisco quando gente che ha diritto non chiede e gente che invece non ha diritto pretende e ottiene. È questo che mi fa imbestialire. Quindi poi, Andrea, proviamo a fare in modo che non rimanga. Cogliamo l'occasione per fare un po' un appello, perché ci seguono non solo chi è presente, questo magari sì, sono ma imprenditori, ce la mettiamo tutta, e proviamo anche tramite le amicizie, i canali normali, regolari, puliti, di risolvere. Dare una mano Come a ti chiami nostro di nome? Nicola. Nicola. Quello che però mi spiace è che ce la mettiamo tutta per risolvere il problema di Nicola. Ma quanti Nicola ci sono? Fra Verona, Padova, Treviso, che non hanno la forza di venire qua, che non hanno il coraggio di venire qua. No, devi. No, io sono qua per portavoce anche di altri in tutta Italia. Siamo, non dico centinaia, ma migliaia col problema dell'uveite. E l'uveite non è riconosciuta dal sistema nazionale sanitario e ci sono certi collieri addirittura che ci dobbiamo pagare. Io nelle mie condizioni, a parte il problema economico, ci sono dei collieri che non sono mutuabili, ce li dobbiamo pagare. In certe volte non ce la faccio e li salto col peggioramento dell'uveite. Ma questo non è solo il mio problema, siamo a centinaia. Adesso difatti stiamo cercando di fare un'associazione, di riunirci in un'associazione e vedere. Sono qua anche per loro. Grazie. No, grazie a voi dell'interessamento e della possibilità che mi avete dato voce. E vorrei ringraziare il signor Stefano Di Lallo che mi ha portato qua. E grazie alla Lega e a tutti voi. Grazie Nicola Morosato. Grazie Nicola, Grazie. un applauso a Nicola. Ci vediamo dopo, Nicola. E allora, in bocca al lupo. Matteo, a Padova tempo fa abbiamo proposto anche un patto per la difesa che voleva coinvolgere un po' tutti, voleva coinvolgere un po' le forze politiche, voleva coinvolgere anche i magistrati, voleva coinvolgere i giuristi attorno ad un tavolo, perché sappiamo che oramai siamo stanchi di essere derubati e siamo stanchi di avere, diciamo così, queste situazioni di degrado e di violenza. E allora vediamo insieme questo ulteriore lancio.
Siamo l'azienda Scacco, abbiamo un allevamento di bufale da circa 30 anni. La notte tra il 26 e il 27 aprile i miei genitori sono stati oggetto di una rapina a mano armata. Eravamo un San Bernardo e un pastore tedesco di cani grandi, ce li hanno avvelenati anche i piccolini. Due individui hanno sfondato la porta di casa, buttata giù letteralmente. Parlavano in lingua straniera dell'est, hanno spento le luci, puntato le pistole. Prima hanno legato mio padre, poi hanno legato mia madre, mani e piedi, hanno portato via tutto e poi sono scappati. Noi nella notte appunto abbiamo sentito mia madre che piangeva, che urlava aiuto, aiuto i ladri. Li ho visti per terra tutti e due legati, gli hanno strappato anche tolto la catenina e l'orologio che avevano al polso. Ormai siamo invasi secondo me da questa gente, sono tutti delinquenti, gente che non ha voglia di lavorare e di conseguenza l'unica cosa che sanno fare secondo me è rubare.